come si valuta la politica. Non a caso lei nel suo libro attacca moltissimo, diciamo, anche il centro-sinistra, e attacca moltissimo in particolare Violante, ci tornerò, ma adesso in particolare, proprio parlando, diciamo, dell'atteggiamento critico che lei ha nei confronti della sinistra, vorrei scendere sul suo terreno, che è quello di un fatto concreto. All'interno della legge sulle intercettazioni in discussione è stato raggiunto un accordo tra D'Alema e Letta per stralciare tutto quello che riguarda i servizi segreti. Lei è un esperto dei servizi segreti, se li ha trovati contro sulla questione Abu Omar. Per caso. Per caso, Capita. però lo conosce. Allora, questo accordo, per esempio, fatto da Letta e da D'Alema, è, per dire, voglio capire la sua opinione, un altro patto della crostata o è una cosa che secondo lei ha un senso? Posso spiegare in pochi secondi però la situazione, certo, per poi dirle però anticipo certo. la risposta che vedremo dove va a finire, perché attualmente non è molto chiaro. Allora voglio essere sintetico e schematico. Oggi il sistema del codice di procedura, dopo una riforma dei servizi segreti approvata nel 2007, prevede che i pubblici ministeri durante le indagini possano intercettare gli appartenenti ai servizi, lo ha detto la Corte Costituzionale che è ben lecito, però alla fine delle operazioni di intercettazioni devono avvertire il Presidente del Consiglio che può dire e opporre se c'è segreto di Stato. Adesso è così. Il disegno di legge di riforma delle intercettazioni approvato a giugno alla Camera prevede intanto un piccolo guasto, vale a dire, piccolo per dire, vale a dire che l'obbligo di avvertire il Presidente del Consiglio adesso si imporrebbe dopo 5 giorni dall'inizio delle operazioni, indipendentemente da chi sia Presidente del Consiglio, egli è il responsabile dei servizi, lei capisce che la segretezza si va a far benedire, perché dopo 5 giorni viene avvertito il responsabile dei servizi che qualcuno dei servizi è sotto intercettazione. Con l'emendamento che adesso pare si voglia stralciare, addirittura si prevede che il Presidente del Consiglio possa opporre il segreto di Stato sul semplice fatto che vi siano intercettazioni di appartenenti ai servizi in corso, cioè che siano state intercettate comunicazioni di servizio. Non è questo il segreto di Stato, questo è un allargamento a dismisura del segreto di Stato. Mi meraviglio come alcuni esponenti dell'opposizione non l'abbiano rilevato. Allora, una riforma... l'hanno rilevato, ma magari sono d'accordo, era un modo per... Non lo so, perché per esempio ho letto opinioni diverse. Se gli onorevoli Casson e Veltroni hanno criticato questo emendamento, mi pare che l'onorevole Finocchiaro abbia espresso una qualche apertura. È però un allargamento del segreto di Stato che a mio avviso non è compatibile con i principi della nostra Costituzione. Allora stralciamo, si dice, vedremo se così sarà, questa norma. Io intanto trovo positivo che non si metta in discussione adesso l'approvazione di questa norma, però per dirle se è positivo o meno... Quindi non è un altro patto della crostata Letta, perché questo è sempre stato la paura dei patti, è sempre stato... Le assicuro che le crostate dolci io non li sopporto, preferisco piatti salati. Allora, però, per sapere se è appetibile o meno anche una crostata, io vorrei sapere quando sarà presentata in tavola come è fatta. Allora, adesso è positivo che sia stato strolciato. Se poi tutte queste cose di cui l'ho detto ritornano, a me pare che saremo di fronte a un altro strappo delle regole. Naturalmente io do per scontato che lei è orripilato dalla legge sulle intercettazioni, molti giornalisti lo sono anche, credo che ci sia buone ragioni per essere orripilati, ma non le faccio ripetere questo perché mi sembra scontata la sua risposta. La mia risposta è, ma ci sono o no secondo lei basi di una possibile trattativa e accordo per migliorare questa legge? Tenendo conto della situazione politica, dei finiani... Sì, le basi, a mio avviso, sarebbero queste, sarebbero costituite da ritornare all'originaria ragione di una modifica dell'attuale sistema, che stava addirittura in un progetto risalente credo fosse il 98, quando era ministro della giustizia Flick. Allora, c'è, è vero, un problema di tracimazione nel voyeurismo giornalistico, pubblicazione di telefonate che nulla hanno a che fare con l'indagine, va bene? Pochi dicono Mi faccio però... un esempio di tracimazione. Beh, abbiamo sentito... Che è difficile stabilirlo. Sì, certo, abbiamo letto per la verità di telefonate che riguardano rapporti sentimentali, abitudini sessuali. Queste non sono telefonate, quelle pubblicate, che hanno avuto a che fare con le indagini. Però, guardi, nessuno dice che attualmente questo problema non è risolvibile con la legge così com'è. Perché? Perché il sistema prevede che appena siano depositate le intercettazioni e il pubblico ministero non può per legge separare quelle che ritiene importanti o non utili o non pertinenti, deve depositare tutto. Appena depositate,
cessa la segretezza, cade la segretezza. Allora, l'idea che ha caratterizzato positivamente il progetto Flick, poi quello Mastella, poi quello Castelli, e anche questo in parte, è una sola, quella di creare un archivio riservato che obbliga la segretezza alle parti. Avvocati e pubblici ministeri chiedono ai giudici le telefonate. Prego. Obiezione, signor giudice. Beh, la storia dell'archivio riservato è circolato moltissimo, ma essendo l'Italia quella che è, cioè un posto in cui peraltro i servizi segreti non vogliono aprire, dopo 30 anni neanche diciamo, i documenti dello Stato, non c'è il rischio che questo diventi una super banca che sia una base di ricatto per tutti? No, perché solo se la si interpreta in maniera non corretta, perché effettivamente dovevo precisare, parlo di un archivio riservato che esiste presso la Procura, dove in regime di segretezza attualmente non esistente le parti interloquiscono col giudice. Il giudice dice: questa telefonata è rilevante, si pubblica ed è utilizzabile ed è pubblicabile anche dalla stampa. Tutto ciò che non è pertinente alle indagini viene messo da parte, rimane segreto e non è utilizzabile. Questa è la vera riforma. Se però in nome di questa, che è un'esigenza vera, si depotenzia il più importante strumento contro la criminalità, e che se ne dica, non è che si depotenziano soltanto le attività di contrasto contro i crimini di basso livello, anche quelli di mafia e di terrorismo rimarrebbero pregiudicati. Se tutto questo irrompe sul terreno, non c'entra nulla con l'esigenza, e vorrei che mi si spiegasse perché si dice che la sicurezza è il cuore della politica governativa per quanto riguarda i cittadini, e si depotenzia lo strumento che la sicurezza persegue e assicura, le intercettazioni telefoniche. Il fatto che il governo stia discutendo di eliminare il limite dei 17 giorni, eccetera, 75 sì. giorni, è un passo avanti secondo lei? Ma è un passo irragionevole, perché attualmente, torno sempre a cercare di spiegare, il sistema prevede che ogni indagine penale ha una durata massima, 6 mesi, un anno a seconda della gravità, prorogabile motivatamente dal giudice su istanza del pubblico ministero. All'interno di questo periodo si possono usare tutti gli strumenti di indagine, anche le intercettazioni, per la durata delle indagini. Allora, adesso nel testo approvato alla Camera tutto viene ridotto per le intercettazioni a 2 mesi, si è aggiunto poi un periodo di 15 giorni, 75, vorrei capire perché al 70° giorno sono una notizia che riguarda un reato da commettere, oppure un'indagine importante, devo interrompere l'intercettazione. Ma per far fronte a queste obiezioni salta fuori questa proposta, sui giornali leggo che viene dall'onorevole Ghedini, per cui sarebbe possibile, dopo i 75 giorni, prorogare per successivi periodi di 48 ore. Io provo a chiedere a tutti, ma vi rendete conto che significa ogni 48 ore andare a chiedere a un giudice una ulteriore proroga, trasportando carte, motivando? Ogni 48 ore significa essere immobilizzati a un computer, se c'è e se funziona. Quindi di fatti, diciamo, non ci sono. Lei al momento non vede nessuna base possibile per una riforma condivisa sulle intercettazioni. Salvo che non sia quella sull'archivio riservato, la tutela della privacy, che va di bene, però è il cavallo di battaglia che è stato usato per introdurre altri progetti di modifica che nulla hanno a che fare con quell'esigenza. Ecco. Io voglio parlare con lei dei servizi, tornerò, però devo esaurire un pezzetto di discussione. Su tutto questo lei ha accennato, il PD, il centro-sinistra, è molto diviso, insomma, ha accennato le diverse posizioni, per esempio, della Finocchiaro e di Veltroni, ha accennato le diverse posizioni su quella norma che riguarda i servizi, che io sappia. Allora, comunque c'è una grande discussione, una delle quali è stato originato da un pezzo di Andrea Orlando sul Foglio. Andrea Orlando è il giovanissimo diciamo, responsabile della giustizia per il PD, che dice, titolato non a caso, caro Cavaliere, il PD ti offre giustizia. Questo ha creato, diciamo, una grandissima tensione. In particolare lei anche nel libro ricorda che alla base di tutto questo c'è, insomma, Violante, uomo che è stato chiaramente vostro, nel senso delle toghe democratiche, per dirlo minimamente, e che oggi lei considera, diciamo, un po' al centro del male, ecco. No. Beh, insomma, al centro del patteggiamento. No, di strane posizioni, questo sì, il male, perché è un ex collega, un parlamentare che ho sempre stimato, anche se abbiamo avuto dei rapporti, come dire, dialetticamente ricchi talvolta. No, il problema è, purtroppo, il libro è stato stampato prima che venisse fuori il disegno di legge del responsabile di giustizia Orlando.
che è stravagante per alcuni versi. Provi a ricordare quanto i giuristi, penso al mondo accademico, hanno detto sul processo breve, senza alcuna differenza di estrazione. Tutti hanno criticato l'idea che un processo si possa estinguere per decorso del tempo, è reato che si prescrive. No, tanto vero che quel progetto è andato a finire in un binario morto perché